corsia vicino all'accordo Regione Medici, si accelera l'iter, a breve bandi e corsi di formazione specializzanti del quarto e quinto anno in ospedale, l'annuncio del governatore Zaia. Intanto nel giorno del voto di fiducia del governo al Senato, Zaia punta i piedi sull'autonomia. Da Roma mai nessun progetto, solo parole, dice. E sull'unico Veneto nell'esecutivo aggiunge, ad Inca hanno dato un ministero che non conta nulla. Dall'assenza di insegnanti al precariato, senza dimenticare aule mancanti e problemi strutturali, al via l'anno scolastico in Veneto con i problemi di sempre. Recuperati canoa e salvagente, ma del ragazzo nessuna traccia. Angoscia a Padova per le sorti di Federico Merlo, 20enne svanito nel nulla a Pantelleria, stamane riprese le ricerche. Facebook cancella un post dell'assessora regionale Elena Dorazzan che commentava una sua partecipazione ad un convegno di Casa Pound. L'esponente di Fratelli d'Italia minaccia un esposto in procura. Consegnato questa mattina a Padova il premio giornalistico dell'Eo Fund, tra i premiati anche il nostro collega Filippo Fois. Un AMX di strane in Piazza dei Signori a Treviso in questi giorni per festeggiare gli 80 anni del 51esimo stormo. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Questione carenza di dottori negli ospedali veneti in primo piano, perché Regione, Università e Ordine dei Medici vicini a trovare una soluzione e portare in corsia gli specializzandi del quarto e quinto anno. Se non ci sono inghippi, se adesso vedremo anche i ricorsi che hanno fatto, che giustamente i sindacati hanno ricorso, un ricorso non si nega a nessuno in questo Paese, e noi siamo pronti per settembre-ottobre a iniziare a far bandi e cominciare a fare i corsi. Sembra dunque giunto ad una svolta il lavoro della Regione per far fronte alla carenza di camici bianchi negli ospedali veneti. Il percorso per portare in corsia medici specializzanti sembra avviato. Io ho l'obbligo, quando mancano 1300 medici, di andare a trovare i medici e tutti mi hanno attaccato perché io voglio portare nei pronto soccorso in geriatria e medicina generale medici laureati abilitati. Guardate che il medico laureato abilitato per legge può fare tranquillamente la guardia medica. Non ho capito perché non può entrare in un pronto soccorso. Il confronto tra Regione, Università e Ordine dei Medici procede con i medesimi intenti. Sembra che si possa mettere in piedi un accordo per portare gli specializzanti, cioè i medici che fanno 5 anni di specializzazione all'università, non l'ultimo anno in corsia ma a partire dai primi anni, in maniera tale che fanno più tirocinio direttamente con i pazienti. Per una carenza che si sta cercando di colmare ce n'è un'altra che pesa sull'avvio dell'anno scolastico ormai alle porte, ed è quella delle cattedre. 1700 nella sola Marca saranno assegnate a supplenti. Lo vado a chiedere, non a me, ma lo vado a chiedere a quelli che dicono che i progetti dell'autonomia del Veneto sulla scuola sono tutti sbagliati. Andate a chiederlo a loro, io mi limito a fare gli auguri ai ragazzi. Autonomia sempre in primo piano in questi giorni in cui il governo Conte bis si presenta in Parlamento per la fiducia. Fiducia ottenuta ieri alla Camera dopo il discorso del Premier, accompagnato da applausi della maggioranza e fischi dai banchi dell'opposizione. Bagarra anche oggi in Senato con le contestazioni al neonato esecutivo. Intanto nei prossimi giorni il ministro per gli affari regionali Boccia incontrerà i parlamentari veneti del PD, incontro chiesto dal coordinatore Demenec. Tra le questioni che desideriamo porre all'attenzione del ministro, spiega, c'è anche quello del percorso sull'autonomia che va inquadrato come mezzo e non come fine. Dalla sua il governatore Zaia ribadisce: aspettiamo dal governo e dal ministro Boccia di sapere quale sia la loro proposta di autonomia. E la finiscano di dire che ci vuole cooperazione, solidarietà, unitarietà nazionale, coesione. Queste robe qua sono tutte di default previste. Mi spiego, è come andare a comprare un'auto e pretendere di stressare il venditore all'infinito chiedendo che l'auto che andrò a comprare abbia la garanzia di avere 4 ruote, ma non esiste un'auto senza ruote. Così fanno loro, continuano a parlare delle ruote necessarie per l'auto evitando di parlare dell'auto, del motore. E ieri sera nell'intervista esclusiva a Ring, parole dure dal governatore sul nuovo esecutivo che dice aver dimenticato il Veneto, a partire dal ministero dato al bellunese pentastellato D'Inca. Hanno dato a un nostro Veneto, al quale io auguro buon lavoro, che è D'Inca, un ministero che è il Ministero dei rapporti col Parlamento, cioè il rapporto che ha il Consiglio dei Ministri col Parlamento. Cioè a noi non serve a nulla questo del Ministero, ma a nulla. Cioè nella scala dei ministeri è quasi il premio di consolazione.
Mi si passi l'espressione, Federico D'Inca ha tutto il mio rispetto, però questo è, se fosse stata capovolta la situazione i grillini qui avrebbero fatto la rivoluzione. Dove sono tutte queste dichiarazioni che facevano in passato sulla rappresentanza del Veneto, sul Veneto che deve contare di più, quando governavamo noi, no? Negli anni 2008, io ho fatto il ministro 2008-2010, il Veneto deve essere rappresentato, adesso tutti muti, nessuno ha più niente da dire. E il governo Conte bis si pronuncerà sull'autonomia? Lo abbiamo chiesto ai cittadini, sentite che cosa ci hanno risposto. Secondo me l'autonomia si farà, ma con tempi e modi diversi rispetto a quelli previsti dal governo Salvini. Io spero che non si faccia. Io spero di sì, ad ogni modo tutto sta nelle mani poi loro. Possiamo solo sperare noi cittadini di avere dei politici che parlino bene, che non dicano parolacce, che si comportino come persone educate, che diano il buon esempio e non che litighino e insultino continuamente. Per me no, per me non si farà niente, sicuramente, oppure la voglio loro che non serve a niente. Dovrebbe farlo. Lo spera, se lo auguro. Me lo auguro molto. Questo governo no. Questo governo no, non la farà. Quindi non ha fiducia questo governo? Non è che non ho fiducia, io guardo alle loro idee, ai loro programmi. Parliamo adesso dell'avvio del nuovo anno scolastico, ad iniziare dall'allarme rilanciato dalla funzione pubblica CGIL sulla carenza di posti negli asili nido della regione che secondo il sindacato coprirebbero solo un quarto delle potenziali richieste delle famiglie, in sostanza su una platea di 120.900 bimbi da 0 a 3 anni, sono dati del 2016, solo 30.000 hanno un posto assicurato in uno dei 1.100 asili nido del Veneto. Per questo il sindacato parla di 90.000 bambini esclusi, oltre ad un rischio di smantellamento dell'offerta pubblica perché, spiega la funzione pubblica CGIL, i comuni investono sempre meno in questi spazi. E vigilia di anno scolastico movimentata nella Marca trevigiana, vietato il corteo sulla Pontebana a ragazzi ed insegnanti dell'ITIS Galilei di Conegliano, struttura giudicata fatiscente. Al Riccati a Treviso invece le aule mancanti sono state ricavate all'ultimo minuto. Solo oggi abbiamo definitivamente sistemato i banchi, le aule, le cattedre per gli alunni che arriveranno. Domani prima campanella per 112.000 alunni e studenti delle scuole pubbliche trevigiane, da quelle dell'infanzia alle superiori. Vigilia tormentata da cattedre ancora vuote, circa 1.700, carenza di spazi come a Riccati di Piazza Vittoria e strutture in stato precario come l'ITIS Galilei di Conegliano. A Riccati la dirigente ha formalmente rifiutato oggi la proposta avanzata ieri in provincia di 3 aule al Giorgi. Infattibile in tempi così stretti spostare ragazzi e personale. Ci si arrangerà riadattando ad aule i laboratori. Ci sarà una rotazione nei laboratori, utilizzeremo l'aula di ricevimento dei genitori che probabilmente parleranno con i docenti nei corridoi, tutto quello che avevamo disponibile. Un problema che non è spuntato dal nulla, ricorda la dirigente, già si sapeva che l'aumento di iscritti avrebbe nel tempo portato a questa situazione. Il presidente della provincia, Stefano Marcon, non ci sta, parla di distorsione dei fatti da parte della dirigente che avrebbe scaricato sulla provincia le colpe di una situazione della quale è attrice fattiva, dice, facendosi passare poi per vittima. Polemiche a parte, il calo demografico si farà sentire nei prossimi anni anche alle superiori e per questo, secondo la dirigente, non ha senso ampliare le strutture esistenti. Io ho sempre pensato anche alla possibilità di qualche struttura temporanea nella sede di San Pelaio dove, come dire, c'è del terreno anche disponibile. A Conegliano domani corteo di protesta di genitori e studenti dell'ITIS Galilei per la mancata ristrutturazione. Non lungo la Pontebana però la questura ha sconsigliato agli organizzatori di occupare una carreggiata di Viale Italia per garantire non solo la viabilità ma anche l'incolumità dei partecipanti. Il senso della manifestazione tuttavia non cambia. Siamo sicuramente preoccupati e scoraggiati per il fatto che sono passati tanti mesi e poco si è fatto. La provincia secondo noi doveva mettere in atto molte più strategie di adeguamento. E inizio scuola amaro per le insegnanti precarie delle scuole materne comunali di Padova. Da gennaio saranno in 20 senza lavoro a causa della scadenza del contratto, ma c'è un paradosso, manca personale docente.
Sono quasi 1000 i bambini che lo scorso 2 settembre sono ritornati nelle 10 scuole dell'infanzia comunali. Qui però si deve fare i conti con un fisiologico bisogno di insegnanti. Allo stesso tempo, il 31 di dicembre scadranno molti contratti delle maestre precarie che hanno svolto 36 mesi di servizio e non potranno più essere assunte. Questo è il paradosso denunciato da alcuni insegnanti del sindacato di base CUB. Purtroppo c'è una legislazione a livello di Stato, di governo, che non permette in qualche modo di risolvere questa situazione del precariato all'interno degli enti locali. Stiamo lavorando su da una graduatoria che non dà personale a sufficienza per coprire sia i posti delle sezioni che altri posti speciali di sostegno all'interno delle classi. Daniela e Sashinka sono maestri in 2 scuole dell'infanzia comunali di Padova. A dicembre rimarranno disoccupate dopo 36 mesi di impiego. Per quanto ci sarà una nuova graduatoria del nuovo concorso, non si può essere certi di riuscire a coprire tutti i posti vacanti. Per quanto riguarda noi che abbiamo, insomma, che non possiamo più continuare a lavorare, entreremo in regime di disoccupazione o aspetteremo chiamate dallo Stato, dove anche lì, per quanto sia stato risolto il problema, cioè il fatto che comunque si può lavorare anche oltre i 36 mesi, manca sempre personale. La situazione è critica perché sono almeno 20 le insegnanti nella loro stessa posizione. La loro unica possibilità è quella di superare il concorso comunale indetto dopo molti anni per i 10 posti a tempo indeterminato che verranno assegnati nei prossimi 3 anni. Nel frattempo, da gennaio 2020, il rischio è che i posti per insegnanti delle scuole dell'infanzia comunali rimangano vuote se lo Stato non interviene con una legge che porti alla stabilizzazione dei contratti a tempo determinato iniziati nel 2015. Facebook cancella un post dell'assessore regionale Elena Donazzan, lei non ci sta, chiede spiegazioni e minaccia di presentare un esposto in procura. Ieri pomeriggio mi è arrivata una notifica sulla mia pagina di Facebook dove Facebook mi comunica che hanno rimosso una immagine molto violenta. È polemica tra l'assessore regionale Elena Donazzan e Facebook, convinta che il social network le avesse cancellato un post legato alla svastica insanguinata che le era stata aggiunta sulla fronte in una fotografia. Si trattava invece del commento sulla sua partecipazione a un convegno organizzato da Casa Pound. Facebook ha rimosso questa immagine, cioè la tavola dei relatori con 2 tricolori e una bandiera che è quella di un partito che si è proposto alle elezioni europee ultime, ma il problema è che è Casa Pound. E così l'assessore regionale di Fratelli d'Italia rilancia con polemica, trovando la decisione ingiustificata, chiedendo su quali basi viene definita la violenza del messaggio. Allora Facebook, com'è che decide che cosa è violento e che cosa no? Cioè tra queste 2 immagini non c'è paragone. Facebook ha una linea politica che io non conosco e per il quale la libertà di espressione viene limitata? E allora io mi chiedo qual è la libertà oggi. E se Facebook non ripristinerà il messaggio cancellato, l'assessore anticipa che presenterà un esposto alla Procura della Repubblica per chiedere una verifica sull'operato del social network. La cronaca, massimo riservo sull'esito dell'autopsia che l'anatomopatologo Antonello Cernelli ha eseguito oggi sul corpicino del piccolo Marco, il bimbo di 3 anni morto giovedì scorso in casa a Valle di Cadore. Indagini scrupolosissime sono state richieste dalla Procura, che ha disposto nel frattempo il sequestro delle cartelle cliniche e mediche relative agli accertamenti eseguiti nel corso dell'ultimo anno dalla pediatra dell'ospedale di Belluno e dal pronto soccorso di Bibione. Il bimbo soffriva da almeno 1 anno di mal di pancia di cui non si è riusciti a individuarne le cause. Il nulla osta per il funerale potrebbe arrivare in municipio già domani. Il rito funebre sarà celebrato sabato nella chiesa di San Martino a Valle di Cadore. 20enne padovano scomparso a Pantelleria, recuperati canoa e salvagente. In campo anche un elicottero che in queste ore sta sorvolando l'isola. La Capitaneria di Porto di Pantelleria lo sta cercando da domenica notte, ma del 22enne studente padovano Federico Merlo ancora nessuna notizia. Il ragazzo di origine palermitane, ma da molti anni residente a Padova, dove studia lingue straniere, è scomparso domenica dall'isola dove stava trascorrendo una vacanza da solo.
Le ultime tracce risalgono alla mattina, quando Federico ha noleggiato una canoa nella zona di Scauri. Impegno: il ragazzo ha lasciato il suo cellulare e così le squadre di ricerca non possono contare sulla possibilità di geolocalizzarlo. L'imbarcazione usata dallo studente è stata ritrovata insieme al giubbotto salvagente vicino agli scogli di Punta Nicà. Le ricerche sono riprese all'alba di lunedì e di martedì con squadre di sommozzatori, pompieri, protezione civile e un elicottero che sorvola l'isola. Una possibilità, viste le modalità di ritrovamento della canoa e del giubbino di salvataggio, è che il ragazzo sia stato sorpreso dal maltempo e li abbia abbandonati cercando riparo altrove. Ogni pista resta però al momento aperta. Ci spostiamo in provincia di Venezia e torniamo in via Prabello a Favaro Veneto, perché quello del crollo del cornicione avvenuto ieri non è l'unico problema, raccontano i residenti. All'indomani del crollo di un pezzo di cornicione nella palazzina Ater di via Prabello a Favaro Veneto, i residenti sono sempre più allarmati, non solo per la fatiscenza degli edifici, per l'acqua che penetra dal tetto quando piove e la muffa che invade le pareti, ma anche per come troppo spesso determinati interventi vengano eseguiti superficialmente. Sono venuti a cambiare delle caldaie e cambiando le caldaie cosa hanno fatto? Hanno fatto gli fori a norma, però come possiamo vedere i tubi vanno fuori dal palazzo e vanno sui balconi degli altri appartamenti delle altre persone e i fumi, quando la caldaia è attiva, i fumi vanno dentro all'appartamento delle persone. In questo caso specifico anche dentro l'appartamento di una signora da poco trapiantata che dovrebbe vivere in un luogo asciutto il più asettico possibile. Dovrebbe vivere adeguatamente come una persona, non come animali, però entrano i fumi. Entrano i fumi. Noi come vediamo qua, poi l'Ater cosa ha detto? Ha chiesto all'inquilino del secondo piano di poter tagliare la siepe loro per far passare il camion con la cesta, quando dovrebbe farlo l'Ater questo lavoro, non i condomini che devono fare i lavori per l'Ater per agevolargli i lavori, sono loro che devono venire a fare i lavori, non a chiedere a un condomino di venire a tagliare una siepe e poi sono mesi e mesi che non stanno neanche ancora venendo a fare i lavori, perché anche un mese fa il titolare dell'impresa che deve venire a fare questi lavori di modifica ha detto veniamo la prossima settimana, abbiamo in lista lei. Dopo una settimana, sono passate 2 settimane, 3 settimane, 4 settimane e ancora nessuno si deve vedere qua. Io non so cosa bisogna fare per far venire qua l'Ater a fare i lavori, per far vivere la gente come si deve, non come bestie. Non è giusto far vivere la gente come bestie, non è giusto. Siamo umani, non siamo bestie. Interventi per almeno 1 milione di euro per risolvere il problema degli allagamenti nell'area di Cesana a ridosso della diga di Busche è la cifra che l'assessore regionale alla protezione civile garantisce per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza della zona che fa parte del territorio dell'ex comune di Lentiai. Stamani un sopralluogo nella zona devastata dalla tempesta Vaia con i tecnici della regione, l'assessore veneto Bottaccine e il sindaco di Borgo Valbelluna Cesa. Si tratterà di asportare il materiale che si è depositato dopo l'alluvione dello scorso ottobre, valutato in circa 500.000 metri cubi ed eventuali opere di difesa idraulica. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Accuse gravi ed infamanti, Gamba si riguardi le carte sul caso INLAB. Il sindaco di Belluno Massaro risponde punto per punto al capogruppo di Belluno è di tutti. Non si possono lanciare delle accuse e basta. Io credo invece che sia opportuno che il consigliere Gamba riguardi bene le carte. Questo progetto è stato presentato in conferenza dei capigruppo, forse lui era assente ed è legittimo anche che fosse assente, però è stato presentato. Dalla sua faretra il primo cittadino di Belluno estrae la sua prima freccia che punta dritto contro il capogruppo della lista Belluno e di tutti, Paolo Gamba, che ai nostri microfoni ha sollevato dubbi di irregolarità procedurale per l'individuazione dei soggetti destinatari di contributi, partner del progetto INLAB. Dalle carte si può, come possiamo dire, evincere in modo piuttosto chiaro come sono stati scelti i partner, e cioè con un avviso pubblico. Abbiamo preso dei partner quindi che erano stati selezionati quindi attraverso una commissione e quindi c'è un iter amministrativo assolutamente trasparente.
Io, spiega Massaro, rispondo per il Comune. Il lavoro fatto per dare il via a questo importante progetto è stato scrupoloso. Abbiamo vinto il bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Belluno è capofila. C'è un bando di Cariverona che quindi chiede chi vuole partecipare, tra l'altro è il Comune capofila, non è un soggetto privato come dice Paolo Gamba, basta vedere la delibera. E noi facciamo a nostra volta dei bandi attraverso cui selezioniamo i nostri partner volta per volta. Precisa Massaro, ho fatto il consigliere d'opposizione, il ruolo del controllo è legittimo e sacrosanto, ma ci sono dei limiti, non ci sono risorse pubbliche date al privato. Bisogna però sempre distinguere quando sei in opposizione fra la critica, che ci sta ed è giusto che noi veniamo criticati e veniamo sempre spronati anche a fare meglio in termini anche proprio di modalità di azione amministrativa, dalla accusa invece di fatti che sono gravi ed infamanti. Io rispondo che bisogna prendere e andare in Procura della Repubblica e io quando ho avuto dei dubbi in passato ed ero consigliere di opposizione non andavo sui giornali, non andavo in televisione ad accusare qualcuno, ma chiamavo chi è deputato a farlo, a fare un controllo effettivo per vedere come sono andate le cose. Consegnato questa mattina a Padova il premio giornalistico del Leo Fund, tra i premiati anche il nostro collega Filippo Fois. Raccontare attraverso i nostri telegiornali e le nostre trasmissioni la crisi che ha attraversato il Veneto negli ultimi anni ha comportato doverne raccontare anche i risvolti più tragici. Filippo Fois, nostro collega giornalista del gruppo Media Nord-Est, ha vinto la prima edizione del The Leo Fund Media Award nella sezione televisioni e radio per un servizio andato in onda nei nostri telegiornali il 9 marzo scorso, che raccontava il gesto estremo di un imprenditore nella sua ditta di Vigonza. Il premio ha l'obiettivo di promuovere una comunicazione sul fenomeno del suicidio competente e approfondita. Ho trovato io e gli altri giurati questo servizio particolarmente accurato e sensibile e quindi l'abbiamo scelto come una possibile fonte di imitazione per i suoi colleghi. La The Leo Fund Onlus si occupa di prevenzione del suicidio e lutto traumatico, offrendo il supporto gratuito di medici, psicologi e volontari, in un campo in cui riveste enorme importanza anche la comunicazione dei media. Il premio giornalistico è un'iniziativa, d'accordo con l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, per cercare di rendere i reportage sul suicidio un'occasione di informazione positiva, cioè io ho un problema e lo posso superare, e non solo l'informazione magari semplificata e affrettata di cronaca che porta poi a una imitazione, spesso a trovare una giustificazione nel comportamento emulato da altri che si sono trovati in difficoltà nella loro vita, quindi potenzialmente un messaggio pericoloso. Diego De Leo, professore emerito di psichiatria, ha fondato la Onlus assieme alla moglie Cristina dopo la morte dei 2 figli in un incidente stradale. I riconoscimenti andati oltre a Media Nord-Est per la televisione anche a 2 testate nazionali nella sezione carta stampata e web sono stati consegnati al termine di un convegno sul futuro della prevenzione del suicidio e nuove tecnologie. Che come tutti i colleghi abbiamo trattato sempre con molta sensibilità, cercando di capire quali ragioni avevano spinto a dei gesti così drammatici. Ringrazio soprattutto di questo anche il nostro direttore e i nostri editori che da questo punto di vista ci hanno sempre spronato ad avere molta sensibilità su questo argomento. E naturalmente a Filippo Fois i complimenti di tutti noi. Presenza davvero particolare da oggi e per tutta la settimana in Piazza dei Signori a Treviso. Un aereo della base di Strana fa bella mostra di sé, attirandosi da questa mattina una vera e propria folla di curiosi e appassionati. Queste mani che accarezzano la carlinga raccontano da sole quanta passione ci sia in questi uomini che oggi, sotto lo sguardo incuriosito di cittadini, turisti e passanti, hanno ricomposto in Piazza dei Signori una MX della base militare di Strana. Un'operazione iniziata in mattinata che verso mezzogiorno era quasi sostanzialmente conclusa, lasciando spazio alla cura dei particolari. La chiusura del cupolino, l'assemblaggio degli ultimi pezzi, il tutto mentre qualcuno spiegava a gesti le particolarità di questo velivolo che 30 anni fa sostituì anche di Strana lo storico G91, come raccontammo in quell'estate del 1989. È stato un addio denso di calore e non privo di spettacolo, come doveva essere per uno dei simboli dell'aviazione moderna. E proprio per ricordare i 30 anni di servizio della MX, ma soprattutto gli 80 della fondazione del 51esimo stormo, che la base militare di Strana ha organizzato per questo fine settimana una serie di appuntamenti celebrativi, iniziati di fatto con la costruzione dell'aereo in piazza.
Ma è veramente, potremmo dire, un bel puzzle montare un aereo del genere. Beh sì, in effetti deciderei proprio di sì. Non dico quelli da 1000 pezzi, ma da 500 pezzi sicuramente. E durante l'assemblaggio inevitabili le domande di grandi e piccini. Quella classica è anche, diciamo così, che tipo di velivolo è questo e che cosa facciamo, qual è la tipologia di attività che svolgiamo col velivolo. Quella più simpatica di stamattina è stato un signore che ha chiesto quando poteva decollare l'aeroplano, quando sarebbe decollato, insomma. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Si mantiene buono il tempo sul nostro territorio, quella di mercoledì 11 settembre sarà una giornata caratterizzata dal sole. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, specie sui rilievi, vedete, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 10 e 18 gradi, massime comprese invece tra i 24 e i 26 gradi circa. Situazione sostanzialmente identica sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole su tutte le province, il cielo vedete sarà sereno e sgombro da nubi ovunque, non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra i 12 e i 19 gradi, le massime invece si attesteranno intorno ai 26 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige dove sarà soleggiato, qualche addensamento solamente sui settori di confine ma senza precipitazioni. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime sui 28 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci.